regolamentazione comunale degli affitti turistici. Ci dovrà pensare la prossima amministrazione. Opposizioni all'attacco. La polemica al Teatro La Fenice con il caso Venezia, il sindacato non molla signora, non maestro, ma a sorpresa l'omaggio di una rosa davanti alle nostre telecamere. Sgomberata una casa a Marghera in via Carrer, la polizia locale ha trovato 5 bivacchi nelle scale e nell'androne in 3 anni e a partire dal 2022 già effettuati con quest'ultimo 3 interventi. E scontro tra PD e Giunta Brugnaro, presentata interrogazione regionale perché, dice il consigliere veneto Montanariello, il silenzio sui ristori dopo l'alluvione è vergognoso. Presentato dal Comune di Venezia, il nuovo Gattile sorgerà al Parco San Giuliano di Mestre e costerà 1.900.000 euro. La nuova struttura affiancherà i canili presenti nell'area. Claudio Baglioni in concerto in Piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l'apertura del suo Grand Tour La Vita è Adesso. Sarà la prima di 40 tappe per celebrare l'album più venduto di sempre in Italia. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli, ma subito come ogni lunedì puntuale arriva il sondaggio relativo al caso Venezia di cui vi parleremo anche nel corso di questo telegiornale. Il caso Fenice, orchestrali protestano contro la Venezia, giusto? 0422 16 691 se la vostra risposta è sì. Per il no lo 0422 16 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ringhe. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura, ovvero Venezia non avrà una regolamentazione comunale degli affitti turistici. Ci dovrà pensare la prossima amministrazione. A mettere la parola fine al progetto presentato dalla sua giunta l'anno scorso è stato lo stesso sindaco Luigi Brugnaro e le opposizioni. Sono ora all'attacco. I ritardi e poi anche le strumentalizzazioni che io immagino ci sarebbero in campagna elettorale forse non consigliano di fare azioni importanti senza una idea chiara e una maggioranza che a quel punto là è assolutamente convinta. Saranno il prossimo sindaco e il prossimo consiglio comunale a stabilire un regolamento degli affitti turistici a Venezia. Le elezioni si terranno in primavera ed evidentemente ormai mancano i tempi tecnici per affrontare un argomento così delicato e particolarmente sentito in un comune che, terraferma compresa, conta 250.000 residenti e oltre 80.000 posti letto turistici, di cui parecchi in locazione breve. Brugnaro ha boicottato la regolamentazione delle locazioni turistiche. Infatti da ormai 3 anni esiste il cosiddetto emendamento Pellicani, quindi una legge nazionale che permetterebbe solo al Comune di Venezia in tutta Italia di regolamentare le locazioni turistiche. Il Comune non ha mai dimostrato particolare entusiasmo per l'emendamento Pellicani, anzi l'ha bollato come ideologicamente incompatibile con l'amministrazione in carica. C'era l'ex PC di una volta, il comunismo, no, ma non per offendere nessuno, no, ma l'idea è quella di dire io dico al privato quello che deve fare lui. Questa dichiarazione risale al 24 ottobre 2024, quando era stata presentata a Cafarsetti la regolamentazione comunale degli affitti brevi a Venezia della Giunta Brugnaro. In sala tutti gli assessori e persino i capigruppo d'opposizione, accanto al sindaco gli assessori Zuin, Costalonga e Venturini. L'obbligo di accoglienza di persona del turista, quindi non più le chiavi dappertutto appese in ogni posto stranissimo della città, l'idea di informare bene il turista anche circa la raccolta differenziata. La polemica era scoppiata subito su tutti i fronti, tra chi reputava il regolamento inefficace, il segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano l'aveva definito incisivo quanto un manuale delle giovani marmotte e chi invece, come i proprietari di immobile, denunciava aspetti penalizzanti per la propria attività. Se ci sono dei dubbi o delle cose del genere è meglio che si chiariscano e non c'era nessuna fretta, non c'era niente da fare. Io lo facevo perché volevo tutelare un'attività importante per tante famiglie. Per Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco della città che vogliamo, la mancata regolamentazione delle locazioni brevi ha imposto il turismo come nuovo regolatore del mercato edilizio urbano, facendo scoppiare i prezzi e spingendo i residenti a trasferirsi nelle cinture suburbane. Sta continuando l'esodo da Venezia, ma ormai anche da tutta la terraferma, che purtroppo risente degli effetti negativi di questa mancata politica comunale per la gestione delle case pubbliche e per la regolamentazione delle affittanze turistiche, ma anche regionale. E allora, come preannunciato, mostrandovi il sondaggio, ecco le sovrimpressione, veniamo al caso Venezia. Il sindacato non molla e dice signora, non maestro, ma a sorpresa la omaggia di una rosa davanti alle nostre telecamere.
Alla luce di quanto oggi il papà di Beatrice Venezzi dice nei vostri confronti, Gabriele Venezzi, cosa risponde alle critiche nel momento in cui vi apostrofa come casta che ha timore di perdere i propri privilegi? Ma questo è l'ennesimo attacco nei confronti della nostra categoria e da parte di qualcuno che, non avendo argomenti nel merito da controbattere, cerca di buttarla in cacciara politica. A scendere in campo e difendere la direttrice, che si dice essere stata calata da Roma perché vicina a Giorgia Meloni, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Questo non è una colpa e non si scrive nel curriculum si guardano. Mi risulta che ci siano stati direttori prima di lei molto più giovani. Parliamo sempre di fuga dei cervelli e dovremmo evitare di andare a prenderci questi cervelli quando già hanno fatto successo all'estero, magari investire sui giovani che abbiamo qui. Per noi è una signora, non una maestra, affonda il sindacalista dello spettacolo, nonché violoncellista dell'orchestra del Teatro Veneziano. Dobbiamo partire da quel livello perché è quello che si merita meritiamo noi, la città e il mondo intero. Sul fronte politico Luigi Brugnaro sottolinea l'intenzione di analizzare la situazione senza pregiudizi, ma ascoltando tutte le parti. Più che mediazione cercare di capire prima di tutto, dopo cercheremo di affrontare le cose, perché è prematuro per quanto mi riguarda, io non parteggio per nessuno, a me sembra che si siano scaldati molto gli animi, speriamo un attimo di raffreddare tutti. Ad oggi resterebbe confermata la prima uscita pubblica dopo la nomina della Venezzi a Mestre, prevista all'Auditorium dell'M9 mercoledì 1 ottobre alle 20 in occasione del Festival delle Idee, dove non ci sarà alcuna contestazione da parte dei musicisti dell'orchestra del Teatro La Fenice, assicura Trentin. Da parte nostra non è previsto alcun picchetto, personalmente credo che non sia il caso perché, ripeto, non è una battaglia contro la persona, perché non abbiamo nulla contro la signora Venezzi. Pur nella diversità delle posizioni, ma in segno di rispetto per la persona, l'omaggio a sorpresa di Trentin alla Venezzi, con il gesto simbolico compiuto davanti alle nostre telecamere. A livello personale non c'è nulla contro di lei, quindi le regalo così attraverso la telecamera questa rosa e le auguro il meglio. La Polizia Locale di Venezia ha effettuato un intervento di sgombero in un edificio di via Carrer a Marghera, attualmente gestito da un curatore e soggetto a procedimento di rifiuto di eredità. Durante l'ispezione sono stati trovati 2 bivacchi sulle scale esterne di accesso all'abitazione. Dal 2022 l'area è già stata sgomberata altre 5 volte. Una ditta incaricata dal Comune ha avviato i lavori di messa in sicurezza della recinzione perimetrale, sfalcio della vegetazione e rimozione di rifiuti e bivacchi. Allagamenti a Mestre e Marghera. Il consigliere regionale del PD Montanariello ha presentato un'interrogazione regionale perché dice il silenzio sui ristori dopo l'alluvione è vergognoso. Continua il silenzio da parte del Comune di Venezia sull'alluvione che ha colpito Marghera lo scorso 21 agosto. Migliaia di famiglie si sono trovate i propri locali allagati, molti beni distrutti, danneggiati, e su questo continua a esserci un silenzio tombale. Per il consigliere regionale Montanariello il silenzio sui ristori dopo l'alluvione che ha colpito Mestre e Marghera lo scorso agosto è vergognoso. È grave che non ci sia ancora una presa di posizione da parte dell'amministrazione, così come è altrettanto grave che nonostante questi diventano fenomeni sempre più ricorrenti non ci sia una modulistica pronta da poter dare ai nostri cittadini con un iter ben definito affinché si possa stringere sui tempi della quantificazione dei danni e provare a lavorare su quel percorso già lungo e burocratico e arzigogolato che li porta ad avere rimborsi. Ricordiamo come in altri casi all'interno della nostra provincia o regione sempre sottostimati fortemente in confronto ai danni. Per questo il consigliere Dem ha deciso di presentare un'interrogazione urgente in regione, dove chiediamo che ci sia una presa di posizione affinché i cittadini di Marghera non si debbano trovare ancora una volta abbandonati dopo un'alluvione importante che vede delle responsabilità politiche di primo livello, perché non si può continuare a cementificare e non lavorare sulla difesa del suolo, perché dopo i danni economici a cui la nostra società e le nostre comunità sono sottoposte superano di gran lunga
quegli effetti che noi consideriamo positivi, perché c'è un pezzo di economia che con la cementificazione vi lavora. I chirurghi dell'ospedale di Mestre hanno ricostruito la lingua di una trentenne con i lembi del suo braccio. La paziente è Sara Troccani, infermiera che durante gli studi prima di ammalarsi di tumore ha seguito in sala operatoria uguali interventi di asportazione e ricostruzione della lingua. A eseguire l'operazione, durata oltre 7 ore, è stato il dottor Doriano Politi, direttore di otorinolaringoiatria di Mestre e Venezia. Sembra un miracolo, invece è l'ultima frontiera della medicina, concordano i due professionisti, ma il percorso per arrivarci è sfidante e in salita. Presentato a Mestre il progetto del nuovo gattile comunale finanziato con 1.900.000 euro, sorgerà al Parco San Giuliano e accompagnerà i gatti fino all'adozione. Il nuovo gattile comunale di Venezia sorgerà a San Giuliano, in un'area dedicata agli animali da affezione. Tra il nuovo canile comunale e il canile sanitario dell'Ulstra Serenissima. Sarà suddiviso in zone definite campi territoriali, identificate in base alle funzioni che svolgeranno nell'ospitalità i gatti. Una zona cibo, una zona riposo, una zona nascondiglio. Il progetto, già finanziato dall'amministrazione Brugnaro per quasi 2 milioni di euro, prevede la realizzazione di una struttura che sarà dedicata al primo ingresso e alla prevenzione sanitaria dei gatti, quindi alla loro gestione fino all'adozione. Le caratteristiche saranno quelle di un altro standard di realizzazione come l'abbiamo fatto per il canile. La cosa più importante invece, quello che è stato spiegato oggi, è proprio anche la filiera sanitaria di un gatto da quando entra a quando poi esce. C'è proprio tutta l'accoglienza sanitaria con le visite mediche, la quarantena, poi le vaccinazioni e poi il reinserimento anche con gli altri animali. Quella che in corso di presentazione è stata definita come un'opera attesa da tanti cittadini e associazioni è stata fortemente voluta dall'ex assessore Silvana Tosi, alla cui memoria è già stato intitolato il nuovo canile comunale di San Giuliano. Tra il pubblico siede orgoglioso Daniele Bertola, figlio di Silvana e volontario dell'associazione Dingo per la protezione degli animali randagi. Mamma ha sempre avuto cani e gatti, sin da quando nacque a Murano, e quindi questa passione l'ha portata al figlio che sono io. In più ha cercato di a fare in maniera che anche il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori arrivassero a ciò, quindi a portare a termine questa realizzazione. Inserito in un ampio percorso di riqualificazione del Parco di San Giuliano, il Parco Felino potrà diventare anche un'oasi destinata all'interazione dei gatti con categorie fragili, come anziani o bambini e adolescenti con necessità specifiche. Sono due percorsi paralleli. Il primo che è quello urbanistico, che è quello di dare la giusta attribuzione alla realizzazione del gattile, così come è stato fatto per il canile. La seconda invece è quella della realizzazione dell'opera pubblica. Siamo nella fase della prima progettazione, ci sarà quella definitiva esecutiva per poi mettere a gara la realizzazione e successivamente pensare a un bando per l'affidamento. Torna la rassegna Ottobre Marghera in Jazz, 3 serate di grande musica, si parte il 4 ottobre con una band speciale. Terza edizione di Ottobre Marghera in Jazz, una grande iniziativa che negli ultimi anni ha animato dal punto di vista musicale l'Ottobre Margherino. Marghera da sempre città della musica, quest'estate ci ha fatto cantare e ballare in piazza, adesso con l'autunno ci spostiamo al Teatro Aurora. Per un inizio di stagione all'insegna del jazz, la rassegna Ottobre Marghera in Jazz è stata presentata in municipio. Un'edizione che punta ad aprire ulteriormente il bacino d'utenza, perché vede la presenza, oltre che del maestro Matteo Alfonso, anche di altri maestri di conservatori vicini. L'operazione è un'operazione che rientra nei compiti di questa amministrazione, cioè di fare sì che attraverso eventi culturali le persone abbiano la possibilità di fare comunità, di crescere, e Marghera ha sempre risposto benissimo. È un momento importante per il nostro territorio, del resto il jazz si impossessa del nostro territorio per poter portare la giusta musica. Il jazz è un momento di creazione, è una fantasia, è un'emozione ascoltare il jazz, per cui invito calorosamente tutti i nostri cittadini a venire al Teatro Aurora. Ci sono 3 sabati che interessano la rassegna, sabato 4, sabato 11, sabato 18. Con inizio alle 21. Il primo spettacolo sarà Jazz Academy All Stars, una session con una band composta da docenti che insegnano in vari conservatori del Veneto, affiancati da affermati professionisti.
Continuiamo a parlare di musica perché Claudio Baglioni sarà in concerto in Piazza San Marco il 29 giugno 2026 per l'apertura del suo Grand Tour La Vita è Adesso. Sarà la prima di 40 tappe di un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell'album più venduto di sempre in Italia, La Vita è Adesso, il sogno è sempre. Soddisfatto il sindaco Brugnaro che dice il 29 giugno Piazza San Marco accoglierà una serata indimenticabile con uno dei più grandi protagonisti della musica italiana che partirà proprio da qui per un tour attraverso la penisola. Un evento unico in uno dei luoghi più iconici del mondo per celebrare insieme la bellezza della musica. Un'occasione, conclude il primo cittadino, per vivere Venezia in un'atmosfera magica con il cuore aperto all'emozione e al rispetto per la nostra città. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.